Vai ragazzi, bella raga, ciao a tutti, raccomandone veneziano, PSV Zwolle, Eredivisie, andiamo e speriamo bene dopo la beffa della prima partita di campionato persa in maniera vergognosa con 50 pali, loro 2 tiri, 2 gol, maledetti. 2-1 beffardo. Oh, ole. Vai. E inizia la prima a Eindhoven ragazzi, la prima in casa. Ma vai a fare un salto. Che nervi, che nervi. Maher. Attenzione. I tifosi del PSV sono felici di avere veneziano, un allenatore che in 2 anni ha vinto tutto, Bundes, Coppa di Germania e Champions. Vogliono riportare il PSV in alto dopo l'ultimo campionato vinto 2007-2008 ragazzi. Troppi anni per una squadra gloriosa come il PSV. Troppa fretta qua. Oi tacca, sa ste merde umane. Ma dov'è il fallo? Che schifo, che arbitri di merda. Anche nei giochi fanno schifo. E gli impalli fortunati. Come era molto aggressivo ragazzi dopo la sconfitta immeritata dell'altra giornata, mi dà proprio fastidio. Vai. Certo che il Bacca sarà anche veloce, però ha un fisico di merda. Io non sopporto gli attaccanti piccoli, mi stanno sul cazzo in maniera devastante. Occhio. Vai Rekic. No, proprio di testa è impossibile con quello là. Vai Bacca. Vai il Bacca per Ruiz. Mette il fisico il difensore dello Zwolle. Ricordo che anche in Bundesliga l'anno dei record dell'altro anno sono con 6 pareggi in 7 partite e poi ho vinto, quindi comunque possiamo stare abbastanza tranquilli. Di testa nessuno. Vai il Bacca. Il Bacca vede Cracker Doria. Cracker Doria. Non perderla là, mamma mia. Vai Willems. Kovacic. Il Kova forse illumina. No, è rovesciata. Adesso anche va a cagare. Mamma mia, campionato olandese. È particolare. Oh, su 2 ore per la palla. Mamma mia, oggi sono più nervoso del solito ragazzi. Mi dà proprio fastidio aver perso quella prima periodo e perdere la prima. Mi sta proprio sui coglioni in una maniera devastante. C'è una cosa che ho proprio sempre odiato. Vai Doria. Cracker Doria sbaglia, tutto Cracker. Dai il fallo, no? Merda. Ma vai incontro alla palla, sono i fondamentali, cazzo. Vai Charles. Occhio. Occhio, questa è brutta. Questa è anche brutta oltretutto. Guarda cosa fa il portiere. Mamma mia. Vai cazzo, vai. Maher. Non era per lui il passaggio. Il Bacca. Oh Campos, oh Campos! Primo gol con il PSV! Lucas! Oh! Campos! Bellissimo gol di Ocampos. Dopo Carrasco forse altra scoperta comendiana. Arriva un altro giovane, anche Rivière non ha fatto male negli anni del Dortmund, però sicuramente non ai livelli di Carrasco che ha vinto la capocannoniere della Champions, veramente è un fenomeno. Ma cosa? Ma va a cagare.
Ci muoviamo? Ma basta, ma non me ne c'è veramente di sto cesso umano, dai. Il Bacca. Occhio. Bravo. Siamo venuti fin qua per vedere trombare il Comenda. Dai, fioi, dai. 1-0 è pericoloso, proprio siamo una squadra che la difesa del nostro punto è assolutamente debole. Dai, pressiamoli, bravissimo. Vai, Maher. Vado! Ma va fa. Fallo, niente, a me niente. Ocio. Grande portierone. Bravissimo, vai Charles. Niente. Dai, prendila. Ma corri però, cazzo sei piccolino ma sei veloce. Che inculata. Che brutta questa Simac. Calcio d'angolo. Non stiamo giocando una partita esaltante, chiaramente mancano ancora lì, cioè gli schemi, tutto, dobbiamo ancora collaudare bene la squadra a mio parere. Vada, mamma mia. Vai Ocampos, vai Lucas. Buttala in mezzo di testa quel... Vai Charles. No. Non se lo fare anche i cambi tra poco perché la squadra si stanca presto, figlio. Occio. Buono. Kovacic, ho visto poco oggi Kovacic. Pressalo. Oh, no, io non sopporto più sti arbitri. E chiaramente a me niente. Oh, ma com'è? Maher. Ruiz. Mozzarella di merda di tiro proprio. Andiamo a fare qualche cambio. Guarda fuori un Kovacic stanco. Vai, mettiamo Park. E mettiamo Depay. – 72esimo, teniamo duro, raga, guarda, ultra difensiva, non voglio rischiare. Voglio Ramirez, voglio Bender, voglio Pogba. Però il PSV non è sta potenza, nel senso è una buona squadra, molto veloce, giovani. Però devo farci il culo se vogliamo vincere le Eredivisie, questo è il mio pensiero. Passi indietro rispetto alla prima partita. Bravo. No, ma cosa fa? Tanti errori facciamo purtroppo. Occio. Bravo. Kovacic. Oh, finalmente. Alleluia. 5 minuti, ragazzi. Vai, bello in profondità, ti prego, vai. Fuori gioco. Madonna, ma dormono i miei attaccanti, 3
3 minuti, dai, per i primi 3 punti, cazzo. Indovino in casa. Ocampos. Ha fatto un bel gol Ocampos. Vai vecchio mio. Vai vecchio mio. Tira fuori di un niente. Dai, un minuto alla fine. Vediamo quanto di recupero. 3 di recupero. Bravissimo. Buttala su. Bravo. Finisce! Buon 1-0. Dai, prima vittoria del PSV. Vai raga, siamo contro il Den Haag. Fuori casa. Cerchiamo di portare a casa i primi 3 punticini anche in trasferta. Grande Ocampos che mi segna subito. Però me lo godo. Il piccolo Ocampos. Gol, gol, gol. E andiamo, Den Haag, Ajax, PSV, oddio. Ruiz. Vai, attenzione, Ruiz scatenato. Ocampos ancora al volo, mamma mia, di controbalzo. Buon tiro però di Ocampos. Dai ragazzi. E il Bacca. Oso. No, Cracker Doria, no ste robe. Cracker Doria, fuori di poco. Mamma mia che rischio. Cracker Doria. Ocampos. Ruiz. Troppo lunga, forse invece no, il Bacca ci può arrivare, il Bacca. Peccato. Kovacic, errore del Kova. Occhio. Bravissimo. Vai Bacca. Il Bacca per Maher. No. Vai, vai, cazzo, pressiamoli che possono sbagliare. Kovacic. Ruiz. Buttala bene in mezzo. Mamma mia, che sono proprio bassi i miei. Il Bacca. Prova il tiro. Ancora. Dopo di testa le dura questi giocatori qua. Bravi. No. Occhio. Portiere. 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 Ma vai a fare in culo, non è mai rigore, ma non è mai rigore. Frosso che non sei altro. Secondo rigore contro il PSV, ragazzi. Cupola dell'Ajax, ragazzi. Cupola di Amsterdam. Il cupolotto di Amsterdam. E il cupolotto. Tanto la tira centrale, classico. Olla lo tiro centrale. Olla centrale, olla centrale, olla centrale. Vaffanculo. In vantaggio il Den Haag. Secondo rigore in 3 partite, ragazzi. Cupola dell'Ajax, raga. Questo è il classico e beffardo cupolotto. Bravo. Vai vecchio. Sì. Ma vai a fare un salto da quella puttana di tua madre. Ma che tiro è, ragazzi. Ma da solo. Ma da solo. No, vergognoso, vergognoso, vergognoso. Dai, non possiamo perderne un'altra, però. Vai, Ruiz. Passaggio scontatissimo del Comendone che però Ruiz recupera in maniera splendida. E ancora errore nei passaggi. Perché sti errori?
No, no ragazzi, la difesa non esiste però, Buttiamola su, va. Bravo, bravissimo. Bacca, non c'è bisogno di dire altro. 1-1 sicuro. Non ci credo. Non ci credo. Ennesimo palo, quarto palo in 3 partite. No, basta. No, basta, me ne vado. Non è possibile. Non è possibile. Dai, rigore, no, figlio di puttana. Incredibile, perdiamo 1-0 con un palo clamoroso e un errore di Scharth devastante. Scandalo puro a The Nug. Vai, fioi, vai. Che schifo, se perdiamo questa veramente. Un rigore inesistente, bravissimo Campos, ragazzi, Campos c'è. Campos c'è. Meno male che mi dà il fallo sto figlio di puttana. Bello sto tiro, proprio un tiro di classe. Ma Dio, madonna, che scappellati che ho però. Guarda il portiere, non che non te l'ho detto di rinviarla, è stupido. Occhio. Vai, vai, Bacca. Bravissimo. Vai, Kovacic, ti prego, tu sì che puoi segnarlo questo. Non avevo il tempo di metterla sul destro. Niente da fare. C'è niente da fare. Stagione più sfigata di quella col Dortmund, cioè. Dai però, con quelle gambette, corri. Ah, la prende lui, incredibile. No. Ennesimo furto di questa stagione, iniziata veramente sotto il segno della sfiga. Dai, non gli dai il fallo, no? Qua ho sbagliato io. Perché io purtroppo mi nervosisco, ragazzi. Sono una persona che si incazza molto facilmente. Cioè, non esiste. Sì, però non possono prenderle tutte sempre, oh. Oh, e dà il fallo, Bravo. E possiamo tranquillamente ancora vincere. Stai calmo, Kume, stai calmo, Kume, stai calmo, Kume. Campos è morto. Sto il Baccari non mi piace. Tanto è una promessa, però non ha fisico. Deve svegliarsi. Dai, almeno il pareggio, ragazzi. Perderne 2 su 3 non esiste. Proprio non esiste. Cioè, ecco. Poi con un furto di un rigore inesistente, oltretutto. Cioè. Io ho preso un ennesimo palo. Vai, Ruiz. Perché scappa via? Perché scappi via? Chi cazzi? Bravissimo Campos, sa che sei stanco. Campos si ha da fare. Dai, uno di no. Noi di testa non saremo mai. Siamo la squadra più bassa d'Olanda. Va al coglione, chi cazzi. Mi sto incazzando pesantemente, lo ammetto, lo riconosco, non accetto di perdere così. Mamma mia, cosa ho rischiato. Williams.
Bello. No, siamo messi malissimo in campo. Oddio, no, se già da un po' se già scarico però il joystick, che puttana di tomare, cioè. Oddio, il bello della diretta, chi cazzi. Cioè veramente le mie batterie non durano un cazzo, però, cioè io non lo so. Intanto intratteniamo il pubblico con qualche imprecazione, vaffanculo, va. Ok, ok. Il bello della diretta. Il bello della diretta. Vai. Posso giocare? Mi fai giocare, stronzo? Grazie. Grazie. Vai. Vai Cova. Park. L'innominabile. Park, vai Park, vai Park. Bravissimo. Ma l'innominabile, ma vai a cagare, Dio Cristo, basta con sti errori. Bravo. Vai. Vai vecchio mio, l'ultima chance. Vai Park. E Park la mette! Proprio alla fine! L'esperto Park 1-1. Mamma mia, manco male. Abbiamo pareggiato ragazzi, ma i problemi sono tanti. I problemi sono tanti purtroppo. Grossi problemi per il PSV. Comunque sempre più tiri. Vediamo la classifica. Siamo all'ottavo posto a 4 punti. Va buon dai. Raga, un saluto dal comandone veneziano. Nel prossimo video si parte con gli highlights. Abbiamo visto le prime partite del PSV. C'è molto da lavorare. Ciao! Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano. Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano.